facciamo il gioco. Che cos'è questo? No, invece io oggi mi fai lei con che io non ci vedo. Oggi abbiamo Mariano, oggi abbiamo un santo. Ragazzi, Mariano, buongiorno a tutti, Mariano. A tutti. Buongiorno, alzo un po' la voce, guarda che non ti sento. Non ti affaticare. È un grande Mariano, Buongiorno ragazzi. Buongiorno, oh, vedi un po'. 24, buongiorno, no aspetta, Con la no. foto sono venuto anch'io, Nello. Non lo so, me la deve mandare, appena me la mando tranquillo. te la faccio vedere. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno The Gate, buongiorno Meno male, Nello. Vicky te la salva di calcio dentro. 24 maggio e si avvicina l'ora X. Meno 17? Ma non ne con di più ieri, 17, 16, 18. L'unica cosa che dico che con d'altro ci voleva. Quell'altro ci voleva, dai, pazienza, vediamo un po'. Perché oggi Diamo c'è- un passaggio a questo. Mi hanno detto che oggi c'è un incontro tra sindaci. Sì, ogni tanto si vedono, per vedere la compagnia, ogni tanto si vedono. Fai buono. Questa, vedi. Sabato c'è una manifestazione qua, sai? Sì, sabato c'è la manifestazione, domenica sotto Eraclio, domenica sera sotto Eraclio. Oggi se non già... Ah, c'è la scuola o c'è la festa? No, oggi no. Attenzione, Hai visto? e questo stava stretto. Hai sentito la cavalcavia che vedo nelle biciclette? Ma la tua bicicletta, La tua bicicletta, guarda. Non so andare sulla bicicletta. Vedete? Il discorso dei pullman. Sta acceso questo sentiamo? No, sono spenti, grazie a Dio. Ma si vede che vogliono Non tempo. possono venire questi in città, nel cuore della città. Questi pullman, questa canzone mi piace tantissimo. È veramente bello. Con un piede nel passato. Andiamo un po' a mare, che a mare oggi sarà bellissimo. Questa canzone è troppo bella, zio Leo, Lo sai, troppo lo bella. sai che questa la cantava un grande dei grandi. Sono stato mai un poeta e non mi importa niente. Ieri sera di quindi ho visto la buonanotte, ho sentito la buonanotte, però dovete stabilire un orario, non tanto, E non si parla italiano. cioè Si senza, mi sciaccia la notte. La parola giù si mi sciaccia la notte. basta poco però, ci ha visto questo? Basta poco. Comunque, buongiorno da Mariano L'Elurus, e Franco Di Miccoli. apposta, voto Antonio. E votate e fate votare Antonio La Trippa. Così Comunque, la molta gente non vede l'ora che finisce sto pezzo perché veramente non si può camminare più in giro. No, anche perché veramente ci sono difficoltà. Io trovo difficoltà, io vedi, credimi, io sono una persona che io trovo veramente difficoltà a qualcuno che conosco come te. a camminare. No, che quando mi dice Nello, sei impegnato. No, ieri stavo impegnato, mi era sempre mentire. Non mi gastare. Eraclio, Non mi gastare. sì, però io pure colpa sopra non scende me, tante zio. Mica c'è la scena qui di E casa. bambù che ma scende non scende me. Non scende me da sopra. Nel futuro. Ma Mariano me la stava a scuola. Mariano, ho detto che ha faticato oggi Mariano. Mariano, di qualche parola, Mariano. Devo dire, Ah, ecco. E gli municipi è troppo bello. Bello, no, questo è fantastico. E niente, 2 minuti seri. Ho visto perché ieri cosa è ieri ti dovevamo chiamare perché chi meglio di te potrebbe spiegare le voragini che succedono, anche ad altri è successa la stessa cosa. Allora, ragazzi, il problema è la manutenzione. C'è da dire che il No, discorso. no, giudici Valentino.
che bello quello spiraglio con la Era palma. bellissimo, veramente Questa bellissimo. strada è bella, bella. Forse deve essere un po' più larga. Salutiamo Coriolano che abita qua. pure Coriolano abita, Coriolano dice che viene a pesce, viene a feffette. veramente. Vabbè, hanno ragione, Dobbiamo dai. pulire. Quelli che hanno, no, a parte pulire, non devono andare a fare la pipì. Oh, scusami per i 2 minuti. Allora, la manutenzione, ragazzi, è inutile che ci stupiamo di quello che accade. Se non c'è la manutenzione, cioè, bisogna fare la manutenzione dei tubi della fognatura, l'acquedotto deve essere allertato per fare questo, capito? Altrimenti è chiaro che c'è la voragine, succede sempre vicino al pozzetto, vicino al chiusino, ok? Perché si rompe il tubo e vai, la voragine, tutti quanti. Sembra chissà che cosa è accaduto. Ragazzi, ci vuole la manutenzione. Se tu hai chiesto un'ambulanza e prima o poi si rompe. Invece c'è l'abbandono totale. Ecco, meno male che c'è questo sole. Questo sole. Se mi votate vi faccio durare il sole fino alle 6 di sera, sempre un sole da dentro. Lo sai che si può fare, zio? Si può fare il sole tutto poi. Quindi c'è la voragine, poi la questione della bicicletta. Ma se non c'è criterio, se non c'è ordine, se non c'è rispetto delle regole, è chiaro che i guaglioni fanno come imparo. Comunque no, vabbè, non c'è più educazione, io lo dissi ieri, lo ripeto, l'educazione manca un zazzaio, manca un signoria, facciamo a me, dici non è più prima sta un signoria come stai, signoria come... Cioè, ora Riguardo, è vero Mariano, lo seco, il riguardo. cosa ne pensi a questo proposito? Certo, a Napoli i figli e i genitori danno il voi. Papà, voi, mamma, voi. A Napoli, sì. Cioè, è quello, La signoria vostra. è quello il discorso, cioè manca veramente l'educazione, il rispetto, e quando vengono a mancare queste cose, un po' per farti un esempio, questo con la macchina ora non c'è, grazie a te, ma oggi non c'è, cioè, tu ce l'hai tutto 3 volte e continua così, devi agire, devi fare una bella multa e uno capisce. Ragazzi, una delle Ciao! una delle prime cose, sapete qual è? Te lo dice Franco. Se voi mettete un carro attrezzi fermo, senza operare, un carro attrezzi fermo vicino al castello, dove la sera c'è il macello delle macchine, cognono 3 e io stanno il carro attrezzi là solamente per far capire che la multa non corrisponde ai 28 euro, ma corrisponde al carro attrezzi che ti costa 250 euro. Niente, questo ormai si è appropriato la cosa. Non c'è il controllo. Cioè, ai ragazzini, cioè, se il ragazzino non capisce che può andare con la moto senza casco e nessuno lo ferma, vogliamo analizzare questa cosa. La regola del casco sulla moto, da quando esiste, zio? Da 50 anni. Hai visto mai uno che ha fatto una multa a uno senza casco? No, questo te lo posso garantire che non è così, perché purtroppo ci hanno chiuso qua e volevo fare domani, ma non ci riusciamo, mannaggia. Ma una chiave non te la danno, qua tutto tu? Sinceramente, gli Non ti orari. interessa? Vabbè no, gli orari sono anche particolari. Ci volete fare le multe a quelli che vanno senza casco, zio, o no? Ma il casco non è un problema secondo me, perché... Ma è il principio! No, ho capito, ma il casco loro me lo mettono rispetto a quando non... Cioè, mo veramente... Sì, lo mettono, ma quanto lo mettono? 50% lo mettono, È dai. bugia, zio. E mo vediamo. Zio, è bugia. Sul casco ti posso garantire che non è così. Vediamo, oggi facciamo una controllata, vediamo. A me sembra che la gente va ancora in Su giro 100 moto un buon 80% ce l'ha, te lo posso garantire. Oggi facciamo. No, forse... Ragazzi, vediamo chi c'ha il casco e non c'ha il casco. Il ragazzo che sta a fare qua? Sistemare. C'è effettissimo. Ecco la piscina Questo oggi. è sempre quel discorso che dice tu. Sempre questa è la piscina. Questa è la piscina creativa, che appena piove si fa la piscina. Ma Barletta è una cosa impossibile, cara. Ragazzi, avete lasciato la città per 15 anni, 12 anni, 15 anni in mano allo sbando, senza controllo, senza ognuno pensato a se stesso e basta. Allora facciamo di qua, dai. Facciamo delle Ecco ragazzi, perfetto.
Questa è un'altra zona da sistemare. Sì, questa può essere una bella... Cioè, non si capisce di chi è questa zona. Boh. Questo può essere un altro panorama per Barletta Guarda questa zona. che la possono recuperare. Parcheggio e tutto. Non si capisce. Adesso vediamo. Mi raccomando, vediamo. Dobbiamo fare quella fotografia, zio. Hai visto quella che ha fatto Roberto? Non è venuta male, eh? Bella. Sono venuto io? Eh sì, adesso la faccio vedere, Maria. Dopo che finiamo vi accompagniamo al vostro lavoro. È ben tutto già, hai visto? Mamma mia, come passa il tempo. Come passa il tempo, vedete tutti quanti, e il camper questo è in Westfalia, il mio sogno. Il camper, quello a Ducato, veloce, e quello puoi camminare, dormire. Vedi il cane che piscia vicino all'acqua, quello che non butta l'acqua. E se n'è andato, vai, sì. tranquillo, lui, capito? Il padrone della città, vedi? Tranquillo. La pipì non è un problema. E agita la pipì vicino, dai, fa la ruggine. Brava Mariano, voglio- la pulzè, la fescata. C'hai ragione Mariano, e lei lo è fatto così. No, non è che è fatto così. Devi pulire tutto. Io voglio prima iniziare con le cose grosse e poi i cose speciali. Le cose grosse sono la manutenzione delle fognature, dell'acqua. A Ponente, figurati adesso che cosa avrà combinato la cosa di ieri, eh? Madonna. Tutto sversato sulla sabbia, vai. Che sia benedetta questa giornata, che Dio sia benedetta. Oh, ieri mi è piaciuto Don Vito, l'intervento che gli face Ho sentito. e anche Stefano Inghingolo fu una bella. Peppe di Benedetto, di Miccoli. Se ve lo dico, devo sentirlo, dai. Facciamo una bella intervistina, eh? Sì. Una bella intervista, ragazzi, mi raccomando. I candidati Una sindaco cosa fare. è certa, che oggi come oggi la gente vuole vedere i fatti, non vuole sentire più, vuole vedere. Eh sì, però bisogna fare i fatti. È chiaro che se voi mandate là, zio, ecco, non mi fa arrabbiare. Se voi mandate là, il 90-80% sono avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, parole, gente che fa da stare. La feci idea, Cristiana, non sempre qual è il problema, non a parlare. A parlare bla bla bla, parlano. Sono d'accordo. Ah, sape metti in mano, ecco, il posto di zio oggi è questo. Bello questo. Il Lello Simeone sullo sfondo, ragazzi, mi raccomando, fate le persone serie a base. Barletta a Vest, Ungles, saluta a Vicky, Lello Rus. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.